Lo scorso 3 settembre nella spiaggia di Casavio a Cavallino Treporti, Saverio Amato, 44enne veterano dei bagnini in servizio, ha salvato una turista straniera di 70 anni che aveva accusato un malore in mare. Dopo 2 settimane è stato sanzionato dalla Capitaneria di Porto con una multa di 1.032 euro. Il motivo? La violazione di una norma dell'ordinanza di sicurezza balneare che prevede la segnalazione immediata all'ufficio marittimo di una grave situazione di pericolo per la vita umana in mare. Ma per Saverio quel giorno la priorità era salvare una vita. È impossibile che nello stesso momento del 118 chiamiamo la Guardia Costiera perché perdiamo minuti preziosi, i 2 o 3 minuti che possono essere fatali. Quindi io personalmente con la mia squadra abbiamo valutato che era una cosa impossibile, fin dall'inizio non ci abbiamo neanche pensato di chiamarli, appunto perché le tempistiche non lo permettevano, ma sono stati avvisati dopo. La signora sta bene, ma per Saverio, che nel 2021 ha ricevuto una lettera di encomio proprio per un salvataggio, e i suoi colleghi, l'amarezza è tanta, soprattutto alla luce del fatto che durante l'estate i bagnini avevano minacciato di incrociare le braccia a Ferragosto, contestando la severità delle multe applicate nei loro confronti, salvo poi rinunciare per senso di responsabilità. Questa multa per noi, per me e per tutta la nostra squadra è come uno schiaffo morale. Ora c'è il timore di agire in un salvataggio, dove spesso anche solo un secondo può essere fatale. La sua priorità è salvar la vita, anche perché sappiamo che le cellule cerebrali vanno in necrosi dopo 4-5 minuti di anossia, quindi di mancanza di ossigeno, e dentro 10 minuti sono dei danni cerebrali permanenti. Quindi la priorità in quel momento è salvare la persona, ossigenarla e prestare il primo soccorso. Tutto il resto, una volta relatato al 118, può venire dopo. Procedimenti che Amato ha seguito. I ragazzi adesso hanno più paura delle conseguenze di quello che fanno e questo non li rende sicuri e tranquilli nel loro lavoro. Cioè loro dovrebbero stare tranquilli a verificare, a sorvegliare i bagnanti per tutelare la sicurezza loro, invece si trovano con i problemi di dire faccio questo, sbaglio, non faccio questo, sbaglio e le sanzioni partono sempre da 1000 euro. E quindi uno ben guarderà dal fare questo lavoro con i rischi, tra l'altro la vita umana propria e le responsabilità che ha. Farà altri lavori comunque remunerativi e non verrà a fare il bagnino.